Parliamo di Valle Vecchia, azienda pilota dimostrativa di Veneto Agricoltura, sita in comune di Caorle, in provincia di Venezia, dove si sta realizzando un importante progetto LIFE riguardante la gestione delle acque dolci in una zona litoranea in un contesto di cambiamento climatico. La domanda è: potrà un'azienda vicina al mare, a quota molto bassa, più bassa del medio mare, resistere, poter produrre ancora produzioni agricole e natura e turismo ed economia in un contesto di cambiamento climatico con riduzione delle precipitazioni e una tendenza a una maggiore salinità dei terreni e in generale di tutta l'area? Il progetto V-Store 2 vuole rispondere a questa domanda intervenendo in due fasi. Fase 1: accumulo dell'acqua dolce. Durante i periodi di pioggia l'acqua che non viene trattenuta dai terreni viene selezionata con dei sistemi molto particolari, automatizzati, sensori che misurano la salinità dell'acqua tra acqua buona, bassa salinità, e acqua meno buona, elevata salinità. L'acqua buona viene immagazzinata con apertura e chiusura di chiaviche e pompe in un bacino di stoccaggio che viene tenuto con acqua di buona qualità per la successiva primavera-estate. Fase 2: la distribuzione dell'acqua immagazzinata di buona qualità. Nel periodo primaverile estivo, quando la piovosità diminuisce e le culture e la natura circostante possono subire dei danni per la siccità, viene ridistribuita l'acqua del bacino attraverso delle pompe, delle condotte di distribuzione. L'acqua viene immessa in capifosso per creare una falda dolce sopra la falda salata e quindi consentire alle colture agricole, ma anche a tutte le fasce naturali, di stare bene. E un'altra parte dell'acqua, attraverso delle condotte e la microirrigazione, viene distribuita alle colture agrarie. Quando l'acqua è abbondante, la stessa acqua buona viene utilizzata per lavare i terreni e quindi creare per l'annata successiva delle condizioni per la coltivazione migliori, una riduzione della salinità generale dei terreni.